Battiamo le barriere architettoniche e culturali per far capire che ogni persona ha un talento, che ogni persona ha delle caratteristiche diverse e che non esistono disabili o abili. La disabilità non deve più essere un ostacolo. Il messaggio che guida la quinta edizione di Sei Insuperabile, che quest'anno batte le precedenti con 27 associazioni sportive, 10 istituti scolastici, 5 istituzioni culturali e 6 cooperative. Con la collaborazione dell'Istituto Cavani Scanova di Possagno, presentata a Treviso presso la Sala Guadagnin di Palazzo Rinaldi, promossa dalla Fondazione Brombal. Musica, arte, sport, cena di gala, ma la parola chiave è inclusione. Quest'anno oltre 500 studenti coinvolti. Miriamo sempre di più ad ampliare questo progetto a tutte le scuole del territorio che volessero, perché ricordiamo che durante tutto l'anno andiamo a fare laboratori all'interno delle scuole in cui questi ragazzi si cementano insieme ai ragazzi con disabilità e lavorano insieme su questi progetti. In Italia una delle più belle leggi da questo punto di vista, che è la legge 104, che ha quasi 30 anni e che valorizza e cerca veramente di dare a tutti coloro che si trovano in una certa condizione pari dignità e pari diritti, e noi da questo punto di vista vogliamo trasmettere attraverso l'educazione ai nostri ragazzi. Nessuno deve stare in panchina, continua il ministro Bussetti. Si punta sempre più a sensibilizzare il territorio e a creare nuove collaborazioni. 141.000 euro i fondi raccolti nel 2024 e si punta a fare sempre di più.